Non vogliono rappresentare null'altro se non quello che si vede, perché in effetti sono soprattutto un modo di educare alla visione dell'opera e rendersi conto che la visione dell'opera è qualcosa che è molto legato al nostro apparato ottico, che è conformato in una certa maniera, per cui esiste un certo tipo di interferenza, chiamiamola così, di compensazione, di aiuto reciproco fra l'occhio e la mente, perché noi non percepiamo con l'occhio solamente, ma percepiamo anche con la mente, e le due cose sono abbastanza evidenti nel caso specifico della mia opera, perché noi per esempio qui vediamo delle opere che si muovono e il movimento è puramente virtuale, perché non esiste. L'opera è totalmente statica, quasi un monumento egizio. Noi però vediamo il movimento. Il movimento evidentemente è creato dal nostro apparato ottico che mette in gioco i vari elementi e li combina fino a creare un cinetismo che in realtà non c'è. E diciamo che sono opere che nascono, vivono e muoiono con chi le guarda.